La 78esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia si è conclusa al Lido con il verdetto della giuria di Venezia 78, che ha assegnato 3 premi su 7 del palmarès principale agli italiani, anche senza Leone d'Oro finito in Francia. Per loro è stata una grande gioia. Iniziamo con Filippo Scotti, vincitore del premio Mastroianni, protagonista principale in È stata la mano di Dio. Fabietto del film di Paolo Sorrentino, che ha ottenuto anche il Leone d'Argento. Felicissimo, è un premio meraviglioso, sì, è un premio meraviglioso, è un'esperienza meravigliosa e sono davvero felice. Te l'aspettavi? Ma sinceramente no. No, i premi sono qualcosa di strano per me. Non sono abituato a ricevere premi, è molto molto strano, devo dire. E una dedica? Probabilmente la mia famiglia che veramente mi ha sempre sostenuto e ai miei amici, alla mia gente, sì. Un po' la ripartenza dell'Italia che dicevi quando ci siamo sentiti. Ma chissà, cioè nel senso siamo qui alla Mostra del Cinema in un momento molto difficile, quindi diciamo sì, questa è una bella ripartenza. Molto felice, è un premio prestigiosissimo, ne abbiamo avuti due, un altro l'ha avuto il mio meraviglioso attore e siamo strafelici. A Il buco di Michelangelo Frammartino è andato invece il premio speciale della giuria. Pensa che sorpresa che è già stata una sorpresa quando Alberto ha deciso e la commissione di metterlo in concorso, questo film sotterraneo. Adesso addirittura un premio, un eccesso di visibilità per degli speleologi. Un premio, credo sia una grande soddisfazione. Certo. E vado a condividerlo con i miei compagni di viaggio.